alessandrine non ci sono più, però io dico sempre a tutti i gruppi che arrivano al museo, e lo ripeto anche qua, che in realtà ce ne sono a milioni, ma non si chiamano più alessandrine, si chiamano ucraine, bosniache, filippine. Qui altrove, Migrazioni d'oggi in Friuli è un podcast del Museo Etnografico del Friuli, della rete dei civici musei di Udine. In ogni puntata racconteremo insieme ad esperti, professionisti e testimoni storie di migrazioni che hanno coinvolto e coinvolgono ancora oggi il Friuli Venezia Giulia. Sarà un viaggio tra vite, storie e voci di chi parte e chi arriva, ma anche di chi queste ha deciso di ascoltarle e di renderle note, e di chi ancora oggi le mantiene vive, affinché non vengano dimenticate. Io sono Nicole e oggi parleremo di un fenomeno peculiare di emigrazione femminile del secolo scorso, quello delle alexandrinche, donne che con grande coraggio lasciavano le proprie terre per prestare servizio come domestiche in Egitto. Buongiorno, oggi abbiamo il piacere di parlare con la dottoressa Omar, vicepresidente dell'Associazione per la preservazione del patrimonio culturale delle Alexandrinche e curatrice anche della collezione permanente del museo a loro dedicato. Buongiorno, grazie di aver partecipato, di aver accettato il nostro invito e volevo iniziare con una prima domanda. Quindi, parlando appunto del fenomeno delle alexandrinche e quindi di qual è l'origine di questo fenomeno di emigrazione. Beh, è un fenomeno molto, interessante e particolare. Quindi, parliamo di, donne e ragazze che dal 1850 circa fino al 1940, quindi, prima dell'inizio della seconda guerra mondiale, viaggiavano soprattutto dalla Valle del Vipacco, il Carso e il Collio, verso, l'Egitto. Il nome Alexandrinche, quindi le alessandrine, deriva naturalmente dal nome della città di, Alessandria, d'Egitto. La particolarità di questo fenomeno è che era quasi tutto un fenomeno migratorio al femminile, e da questo punto di vista, differente da altri, fenomeni che si presentano, nella stessa, epoca storica. Quali erano le motivazioni per cui queste donne decidevano di dirigersi verso l'Egitto, verso Alessandria e che mansioni svolgevano lì? Beh, naturalmente la motivazione era prevalentemente o quasi esclusivamente, economica. Sappiamo bene che è un periodo, nel quale, tantissime persone, da questo territorio, anche territorio del Friuli Venezia Giulia, partivano per, destinazioni, diverse per riuscire ad aiutare un po' l'economia di casa. Il punto di partenza delle alexandrinche era sempre stata Trieste, naturalmente. Già nel XVI secolo la gente, che viveva nei, mhmm, paesi di questa regione partiva verso Trieste per cercare lavoro, sia uomini che lavoravano soprattutto nel porto, che donne che lavoravano nella sfera domestica. Quando Trieste poi, ha avuto questo suo ruolo molto importante nella costruzione del canale di, Suez e nell'economia che, coinvolgeva l'Egitto, tantissime famiglie ricche triestine cominciavano a trasferirsi ad Alessandria e al Cairo, e queste lavoratrici domestiche in un certo senso seguivano i propri, datori di, lavoro e, quando hanno capito che veramente, le opportunità in Egitto sono tante, e buone, il numero di donne che sono migrate è aumentato fino a raggiungere livelli 350 partenze all'anno. Addirittura. E c'erano delle difficoltà che queste donne vivevano, sia riguardo comunque la partenza, la decisione di lasciare la propria terra, sia in loco quando arrivavano in Egitto? La differenza culturale è grandissima.
quasi inimmaginabile credo dal punto di vista di un nostro contemporaneo. Adesso anche se ci spostiamo da un'altra parte del mondo abbiamo sempre la possibilità di informarci, di vedere fotografie, di parlare con persone che hanno già visitato, qualsiasi, parte del nostro pianeta. Allora invece credo che lo shock culturale fosse, grandissimo a partire, non lo so, da un paesino come Savoglia d'Isonzo o Topolò, e trovarsi tutto ad un tratto in una città con, quasi mezzo milione di abitanti di tutte le nazionalità, culture, una città cosmopolita, quindi questo caos cittadino sicuramente, non rassomigliava assolutamente per niente ai paesi dai quali queste ragazze partivano. E sicuramente era difficile per loro lasciare o genitori o marito e figli e attraversare il Mediterraneo. Era difficile trovare il proprio posto in questa nuova realtà, però ce l'hanno fatta sorprendentemente bene, quindi la loro capacità di adattarsi era grandissima. Forse un po' perché erano ragazze di, nazionalità e identità slovena, anche se tantissime erano anche, italiane e friulane, quindi non si tratta di un fenomeno, limitato alle slovene. Tutte venivano però da un pezzo di terra che è un po' multiculturale già per sé, no, quindi dove si parla lo sloveno, l'italiano, il friulano, il tedesco. Allora quindi avevano già questa apertura di mente che forse le preparava un po' a questa nuova realtà. Il successo era così grande che tantissime signore benestanti cercavano proprio, le domestiche, che venivano dal Goriziano e avevano proprio un loro nome, quindi erano chiamate le Gorissieni. Quindi hanno formato in Egitto un gruppo riconosciuto e molto apprezzato e stimato. E appunto si tratta di un tipo di migrazione peculiare perché è una migrazione totalmente femminile. Visti comunque gli anni, volevo chiederle se qui nelle terre di origine, riguardo le loro partenze, nascevano dei pregiudizi, oppure se c'era proprio questa apertura e questa libertà. Tanti pregiudizi devo dire, perché dobbiamo sapere che si tratta del XIX secolo, di un'era storica quando la mentalità e l'organizzazione della società erano ancora molto tradizionali, anche i ruoli maschili e femminili erano delineati in modo molto rigido, insomma. Quindi io credo che per gli uomini, non fosse facile, in un certo senso, accettare il fatto che non erano più loro quelli che provvedevano per la famiglia e per la casa, ma che erano le donne invece a portare il pane in tavola. Dal punto di vista sociale e psicologico non è affatto facile. Quindi sì, si sono formati, dei pregiudizi. A dire la verità, ne parliamo ancora oggi. Sembra incredibile, ma 100 anni dopo si incontrano ancora persone che pensano che le alessandrine fossero prostitute, che fossero donne che si sono perse in queste grandissime città. Quindi i pregiudizi erano tanti, però dall'altro canto c'erano anche tantissime persone e anche tantissime istituzioni, fra loro anche la Chiesa cattolica, che capivano perfettamente, la natura e la forma di questa, migrazione e aiutavano, molto dal punto di vista materiale e anche morale. Quindi, noi abbiamo, sacerdoti, nelle nostre parrocchie. Le donne mandavano i soldi al sacerdote, soprattutto quelle che avevano mariti un po', come dire, volatili, e il sacerdote poi provvedeva a spese della famiglia. Quindi ci sono, per dire, due facce di questa storia. Loro partivano solitamente da sole oppure poi si ricongiungevano con le loro famiglie?
c'era un'emigrazione poi familiare anche. L'emigrazione familiare era molto, molto rara, non esistente, però non era regola, era più eccezione. Per regola questa era una migrazione individuale e temporanea. Quindi le donne non si trasferivano nell'Egitto, ma andavano per un certo periodo di tempo, che andava da 1 anno e mezzo, 2 anni, fino a alcune rimanevano anche per 15, 20 anni, però era sempre una migrazione temporanea, un lavoro all'estero per dire, ed era anche una migrazione che queste ragazze sono sempre rimaste molto, molto in contatto con le proprie, famiglie, con i propri paesi. Quindi l'idea era partire per un paio d'anni, guadagnare soldi, mandarli a casa per poter comprare, non lo so, una mucca, una casa per riparare il tetto, insomma spesso si trattava di un obiettivo molto specifico e poi dopo un certo periodo, quando questo obiettivo era stato raggiunto, ricongiungersi con la propria famiglia a casa. Quindi c'è sempre stato una poi migrazione di rientro. Per chi tornava, come veniva vissuto il cambio cambio culturale che rivivevano al contrario? Ha detto giustamente che lo shock culturale avveniva 2 volte. Quando tornavano, abituate a vivere, in una casa di città con acqua corrente, elettricità, telefono, tornavano poi a casa dove l'acqua, se era in cortile, era già andava già benissimo, di solito si doveva camminare per mezzo chilometro per arrivare all'acqua, e di servizi igienici credo che non abbia nemmeno senso parlare. E poi soprattutto tornavano anche a questa mentalità, tradizionale, ed era molto, molto difficile. Poi per quello che ho detto prima, quindi che anche per i mariti era un po' uno stress, molte donne per mantenere la pace familiare facevano finta che niente fosse successo. Quindi, i vestiti, i cappellini, le scarpe, quello che tutto quello che significava la loro vita urbana e moderna, mettevano tutto nel baule, portavano il baule in soffitta, si mettevano di nuovo i vestiti, tradizionali, rurali, e continuavano a vivere la propria vita come se niente fosse. E credo che la cosa più importante per loro fosse la compagnia l'una dell'altra. Quindi donne che avevano questa esperienza nei paesi erano tante. Per dare un esempio, il mio paese natale Provacina, aveva all'epoca circa 800 abitanti, e la nostra associazione nelle ricerche ha individuato con nome e cognome 550 donne che hanno avuto questa esperienza di migrazione nell'Egitto. Quindi sappiamo che in una generazione di donne ce n'erano veramente, tante, quindi loro di solito parlavano fra di loro, quindi il gruppo di supporto o di comunicazione era formato di donne di generazioni diverse che dividevano questa stessa esperienza. È interessante, molte volte non riuscivano a parlare con i propri figli, anche perché lì c'erano molte tristezze e molto dolore, e parlavano spesso con i nipoti e le nipotine. Quindi queste storie di queste grandi città sono state molte volte tramandate come favole, come miti alla terza o quarta generazione. Ma è giusto. Comunque una eredità che va portata avanti, è un vero esempio di emancipazione femminile e c'era molta solidarietà femminile quindi, a quanto dice, tra le donne. Sì, moltissima. Noi quando abbiamo formato questa associazione e poi, quando abbiamo cominciato a costruire questa mostra permanente a Provacina, abbiamo voluto proprio, in un certo senso, onorare queste donne per il loro coraggio, per la loro tenacia, per la loro voglia, e in un certo senso anche chiedere scusa, perché proprio per i pregiudizi dei quali abbiamo parlato prima, l'eredità intellettuale e spirituale, di questi viaggi
non è stata accolta nell'ambito locale, perché noi dobbiamo sapere che quando parliamo di emancipazione, non era solo sociale ed economica, ma era anche culturale. Queste donne quando tornavano parlavano almeno 3 lingue straniere, quindi quasi tutte parlavano arabo, quasi tutte parlavano o inglese o francese, che erano la lingua franca della società cosmopolita nelle grandi città egiziane, e di solito parlavano la lingua dei propri datori di lavoro. E queste lingue erano molto 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 varie. Poteva essere l'italiano, il tedesco, l'ungherese, l'armeno addirittura e altre lingue, mondiali. Ma non solo questo, imparavano, nuove ricette, imparavano nuovi modi per curare i bambini, per, nuovi standard igienici, sapevano tantissimo di moda, andavano regolarmente al cinema, in teatro, seguivano concerti, quindi loro arrivavano a casa veramente con un baule pieno di esperienze culturali e credo che la società da allora non fosse pronta veramente ad accogliere questa parte, per dire culturale e intellettuale della loro esperienza. Quindi la nostra associazione con 100 anni di ritardo, cerca veramente di valorizzare al più possibile anche questo aspetto. E infatti la domanda che le volevo fare era appunto, qual era il ruolo della vostra associazione a cui già ha risposto e qual era il progetto iniziale, magari nel corso del tempo, anche con l'evoluzione negli ultimi anni di argomenti, dal punto di vista femminile, come è cambiato il ruolo e l'obiettivo di questa associazione e che cosa fate, che cosa organizzate? Siamo partiti proprio con l'obiettivo di fare un atto commemorativo in Egitto. E quindi lì è iniziato tutto con l'idea di veramente arrivare ad un monumento, a una commemorazione dedicata a questo, fenomeno migratorio in Egitto. E infatti nel 2007 nell'asilo delle, scuole francescane di Trieste, che allora si prendevano cura delle alessandrine, ancora adesso hanno questo asilo molto interessante, ad Alessandria ed Egitto. È stata messa poi questa targa commemorativa molto bella, con un testo molto, commovente, e quindi quello era il primo obiettivo. Poi sono iniziate le prime mostre e poi quest'idea di fare veramente una collezione permanente, e ci siamo riusciti, quindi adesso la Casa delle Alexandrinche a Prvacina funziona come un piccolo museo, visitato tantissimo, devo dire, da tantissimi gruppi, da tantissime persone. Quindi una bella parte del nostro lavoro, siamo tutti volontari naturalmente, è curare il museo, e ricevere, gruppi. Abbiamo una bellissima collaborazione con l'Associazione Femminile di Prvacina, che è un museo vivente, per dire, quindi le signore dell'associazione femminile portano vestiti tipici, o in certi casi anche proprio accessori portati dall'Egitto, dalle loro nonne bisnonne, e mantengono vivo il loro dialetto un po' particolare, un po' diverso dal dialetto locale perché è pieno di parole arabe, inglesi, francesi, eccetera, e, le loro storie. Quindi, se venite al museo di Prvacina, e vi invito gentilmente, potete vedere la mostra. Prima però le nostre signore dell'associazione femminile presenteranno in modo molto molto, molto simpatico, molto molto vivo, attraverso aneddoti, anche questa storia delle Alexandrine, che un po', queste nostre signore rivivranno di fronte ai vostri occhi. Gran parte del nostro lavoro naturalmente è ricerca. Abbiamo finito una grande parte, quindi, all'Archivio di Stato viennese abbiamo trovato, registri e protocolli di passaporti, dell'ambasciata austro-ungarica a Cairo ed Alessandria, e da lì, abbiamo trascritto quasi 10.000 nomi di donne di questo territorio che sono, partite verso l'Egitto, e adesso ci aspetta il secondo capitolo di questa ricerca, quindi cercare di trovare anche, dati per, periodo durante le, guerre, quando partivano come cittadine italiane.
È un lavoro veramente bellissimo. E all'interno della casa museo che cosa si può vedere? Qual è la collezione? Che cosa conservate? Oggetti oppure testimonianze? È composto un po' da 2 parti. Cerchiamo di presentare brevemente la storia delle Alexandrinche, così che, il visitatore ha in un giro di 10, 15 minuti raccoglie un po' i dati più significativi e importanti per capire le origini e l'essenza di questo fenomeno migratorio, e poi naturalmente oggetti, vestiti, bauli, piccoli oggetti di ricordo, cartoline, libri, oggetti per la casa, quindi tutto quello che le alessandrine portavano, con loro quando tornavano, a casa, e sono tutti oggetti che sono stati donati da individui all'associazione, e siamo molto grati a tutti quelli che in un certo senso, perché è una grande cosa, no, sono tesori di famiglia e non è facile separarsi da loro, e siamo veramente molto grati ad ognuno che è riuscito a farlo. C'è ancora qualche alexandrinca, o è difficile? È molto difficile perché, se facciamo un po' i conti, le ultime sono partite nel 1940, quindi dovrebbero essere centenni o più, però c'è una signora Pravacina che è partita all'età di 12 anni con la madre, e ha anche lavorato poi, come domestica presso una famiglia, quindi tecnicamente potremmo classificarla come alessandrina. Ci sono però ancora tanti figli di donne che sono partite per l'Egitto e che si sono ricongiunte con i propri figli là, o, che si sono sposate. Di solito i matrimoni erano con uomini cattolici o ortodossi, quindi molto raramente succedeva un matrimonio con uomini di religione, islamica. E fra questi forse, la voce più interessante, è la voce del signor Gilberto Civardi, residente di, Trieste, di Barcola, che è nato ad Alessandria d'Egitto da madre slovena e padre italiano-sloveno, triestino, e ha vissuto nella città fino a 25, 26 anni d'età, e si è poi, trasferito a Trieste. Quindi vorrei però dire che alessandrine non ci sono più, però io dico sempre a tutti i gruppi che arrivano al museo, e lo ripeto anche qua, che in realtà ce ne sono a milioni, ma non si chiamano più alessandrine, si chiamano ucraine, bosniache, filippine. Quindi questa realtà di donne che lasciano, le proprie famiglie nei paesi poveri, e viaggiano per lavorare in società, benestanti, mandando i soldi a casa per mantenere le famiglie, è molto, molto, molto vera e molto presente, anche oggi. Anzi, se si guarda la statistica delle migrazioni, le migrazioni femminili sono in forte, aumento, quindi un po' le storie si ripetono, avendo noi però la fortuna di essere, dall'altra parte di questo mondo che gira. Sì, esatto, infatti anche lavorando al progetto e lavorando anche sulle statistiche abbiamo notato che è un dato comunque in crescita, cambia la modalità, cambiano le motivazioni, però sì, le migrazioni femminili non sono mai terminate. Volevo chiederle se ci fosse tra tutte le testimonianze che ha sentito e, che ha raccolto in questi anni, una testimonianza di un'alexandrinca che le è particolarmente rimasta impressa. Sì, tantissime mi sono rimaste impresse, però abbiamo una citazione anche al museo di una signora Dora Arcion, è morta centenne nel 2003, ha fatto più viaggi, nell'Egitto, e lei ha detto centenne, donna forte però,
ha detto che deve parlare a nome di tutte le donne che hanno subito un'ingiustizia, perché nessuno parlava male dei soldi che mandavano a casa e tutti sapevano che molte famiglie avrebbero praticamente patito la fame, se non ci fossero stati questi soldi mandati dall'Egitto. Allo stesso tempo però si spendevano così tante brutte parole su queste donne, che erano donne in realtà di una dignità grandissima, grandi lavoratrici, donne pie e, con un grande cuore, e quindi, sono rimasta molto molto colpita da queste parole di questa signora, ormai quando le diceva anziana, però così determinata nel difendere la dignità femminile. E mi sembra che certe volte prendiamo delle cose per scontate, allo stesso tempo però anche lei come giovane donna, quando ci guardiamo intorno vediamo che vanno a rinascere certi concetti e certi modi di vedere il mondo che ci sembravano morti e sepolti per sempre, invece non lo sono. E io credo che questa immagine della lavoratrice è molto importante anche per il futuro, perché il mito della donna che restava a casa e accudiva i bambini viene usato molto anche nella politica quotidiana, quindi torniamo, alla famiglia tradizionale, una famiglia che però, se escludiamo una piccola, piccolissima percentuale di famiglie benestanti, non esisteva mai. Nel Friuli Venezia Giulia le donne che partivano, va bene, ma anche quelle che rimanevano a casa lavoravano e lavoravano molto. Quindi questa è una cosa che credo dobbiamo sempre tenere a mente e anche passare alle future generazioni. Assolutamente sì, infatti volevo concludere con un'ultima domanda e quindi chiedendole quali insegnamenti oggi possiamo trarre dalla storia di queste donne che sono state anche coraggiose ai tempi, soprattutto comunque riguardo ai temi sia di migrazione ma anche di emancipazione femminile. Ma prima di tutto io direi che quando guardiamo il nostro passato dobbiamo trarne un'empatia e un rispetto per l'essere umano, qualsiasi essere umano. Questo mi sembra molto, molto, molto importante. Dobbiamo capire che le società di successo sono società inclusive, quindi quelle che danno ad ognuno la possibilità di esprimersi e di contribuire, alla società, e che pregiudizi d'ogni genere, uhm, di solito non solo non aiutano, però sono molto nocivi non solo per la cultura, ma anche per l'economia e per la società. Quindi il rispetto, la dignità e anche quell'apertura di mente, secondo me, che riesce un po' a farci capire e accettare diversi, ruoli sociali. La vita è molto, molto più complessa d'ogni concetto astratto e ideologico, e dobbiamo sempre tenerlo, in mente, rispettare le persone vive, fatte di carne ed ossa, e le loro reali esperienze di vita. Grazie mille, grazie per il lavoro che fate perché veramente state portando avanti delle testimonianze che sono veramente fondamentali e importanti. Quello che avete appena ascoltato è un podcast a cura del Museo Etnografico del Friuli, realizzato nell'ambito del progetto Qui altrove migrazioni d'oggi in Friuli, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Potete visitare la mostra collegata al progetto presso il Museo Etnografico del Friuli dal 31 maggio al 28 settembre 2025.